Mostra del Cinema di Venezia, inaugurazione con il Presidente della Repubblica e 4 ministri, tirata di star in passerella tra misure di sicurezza straordinarie. Il prosecco fa male al sorriso, un articolo aperto sulla stampa inglese accende la polemica. Il governatore Zaia, casomai il prosecco lo fa venire il sorriso. Chiediamo scusa alla famiglia che abbiamo, il loro dolore, parla la sorella del 18enne che ha investito e ucciso un turista sloveno a Eraclea, domani l'udienza di convalida. Un caso di meningite a Padova, una 19enne pallavolista di Montegrotto è stata ricoverata ieri, da questa mattina in rianimazione, profilassi per amici e familiari. Rischia di finire in tragedia la violenta lite familiare a Maserà, il padre ha coltellato il figlio e colpito anche la nuora che cercava di dividerli. Schianto mortale nella notte a Bassano del Grappa, lungo viale Vicenza, a perdere la vita un 35enne di Rosà, in curva il Centauro ha perso il controllo della moto. 2 venete, una trevigiana ed una veneziana, sono entrambe nella rosa delle 30 finalissime che si sfideranno il 9 settembre a Jesolo alla finale di Miss Italia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Al via dunque la 74esima mostra del cinema al Lido di Venezia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 4 ministri. È in corso proprio in questi minuti sulla red carpet la sfilata, poi la cerimonia inaugurale a Palazzo del Cinema. Ma ci colleghiamo subito con i nostri inviati Tiziana Bolognani e Paolo Sanavio. Buonasera Tiziana. Se vuoi ti do la Tiziana, ma non ho... Chiedi al signore se... Ecco, probabilmente Tiziana sei in onda, buonasera. Sì. Tiziana sei in onda. Tiziana sei in onda, sei in diretta dal Lido di Venezia, i nostri inviati, è proprio arrivato in questo momento Mattarella. Sì Marta, siamo all'imbarcadero del Casinò di Venezia e stiamo aspettando il Presidente della Repubblica che è atteso a momenti. Sono già arrivate moltissime autorità, sono arrivati sicuramente tutti i componenti della Giunta del Comune di Venezia e ci sono veramente moltissime persone, soprattutto forze dell'ordine, perché vi abbiamo già detto che questa è una mostra super blindata. Poco fa in un'intervista che vi proporremo sicuramente nel corso di questa edizione del telegiornale all'onorevole Renato Brunetta si è detto che Venezia è blindata e incredibilmente però il servizio d'ordine è un servizio d'ordine molto particolarmente discreto. Stiamo vedendo qui insomma le persone che si sono accalcate per salutare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è arrivato all'aeroporto di Marco Polo Tessera una quarantina di minuti fa, è atteso nel Palazzo del Cinema, non calcherà il red carpet ma entrerà da un passaggio, da una porta, non chiamiamola di servizio ma da una porta laterale. Ci sono naturalmente moltissime belle donne, non vi parliamo delle mise, degli outfit che abbiamo già potuto ammirare, vi però possiamo parlare della sicurezza e a proposito di sicurezza vi facciamo vedere il servizio, chiediamo alla regia di mandare il servizio che abbiamo registrato poco fa proprio all'ingresso del Lido. È un Lido blindatissimo quello per Venezia 74, per la 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in concomitanza con purtroppo l'attentato sanguinoso di Barcellona sono prese misure di sicurezza davvero eccezionali. L'ultimo Comitato Ordine e Sicurezza Pubblico si è svolto questa mattina con i responsabili dello staff del Quirinale perché qui è atteso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme a 4 ministri del governo Gentiloni, compresa la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e il Ministro della Cultura Dario Franceschini. Un Lido blindatissimo, il
viale che porta al Palazzo del Cinema è uno zig-zag fra i mezzi di carabinieri e polizia, che sono tutti in assetto antisommosse. Controllo da terra ma anche controllo d'aria, ci sono gli elicotteri che stanno sorvolando il Lido di Venezia oramai da diverse ore, e tutto questo per garantire la tranquillità dei numerosissimi ospiti che in queste giornate affolleranno questa parte di Venezia. Vi abbiamo già parlato delle misure di sicurezza che partono sin dal piazzale Roma, così sarà per tutta la durata della mostra del cinema. Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lascerà Venezia, ma prima visiterà la Biennale d'Arte. Ecco, allora il Presidente ancora non è arrivato, però abbiamo visto un po' di movimento, qualche lampeggiante qui all'imbarcadero del Casino, e quindi è probabile che l'arrivo di Sergio Mattarella sia questione di minuti. Mattarella assisterà alla cerimonia di inaugurazione della 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Non sono previsti discorsi ufficiali, questo dobbiamo dirlo, e però dobbiamo anche dirvi, come abbiamo appena ricordato nel servizio, che il Presidente si fermerà in Laguna per 2 giorni, domani farà tappa alla Biennale e dopo la visita alla mostra partirà. La partenza del Presidente è prevista attorno, il suo rientro a Roma è prevista attorno alle 13. Per il momento dal Lido è tutto, restituisco la linea allo studio, ma ve la chiederò non appena saremo in prossimità dell'arrivo del Presidente. Benissimo, grazie Tiziana, dunque a più tardi. Noi intanto proseguiamo con il notiziario e con una notizia destinata a suscitare parecchie polemiche, quella del Prosecco Eccellenza Trevigiana, che finisce di nuovo nel mirino. Questa volta è accusato addirittura di rovinare lo smalto dei denti, niente meno che dai media britannici. Immediata la risposta del governatore Luca Zaia, ma sentiamo il servizio. Direi che è uscita a bocca questa cretinata e spero che con altrettanta velocità se ne vada. Bolla così il presidente del Veneto Luca Zaia l'allarme lanciato dai quotidiani britannici, tra cui il Guardian e il Daily Mail, che sul loro sito accusano il Prosecco di rovinare lo smalto dei denti. In particolare mettono in guardia le donne dai rischi estetici per i denti legati a un eccessivo consumo del vino trevigiano famoso in tutto il pianeta. Basterebbe che venissero in provincia di Treviso per capire che non è così. Ma direi che dove c'è Prosecco invece c'è Sorriso, anche perché il Prosecco ormai si accomuna a occasioni di festa, di svago, di divertimento, per cui immagino che questa sia una di quelle topiche, come si dice, di quelle notizie fake news, come dicono proprio in Inghilterra, cioè notizie false che poi prendono quota per tutta una congiuntura astrale. Prosecco non toglie il sorriso, lo fa venire. Impossibile non notare la concomitanza con la vendemmia. È ovvio, dovremmo sempre più essere abituati a questo. Siamo davanti a un fenomeno che è unico a livello mondiale, è la più grande produzione al mondo, oltre 500 miliardi di bottiglie, e cresce in continuazione a 2 cifre. Per cui non è che neanche i nostri competitors a livello internazionale siano lì a guardare e a star fermi. Quindi dovremmo abituarci sempre di più a studi, a notizie, e insomma ci sarà sempre qualcuno che tenterà di dire che il Prosecco fa male. Ma noi abbiamo i nostri testimoni, i nostri centenari dell'area di Prosecco, del Prosecco, che possono dimostrare che non è così. Ecco, ed ora la cronaca, perché si svolgerà domani mattina l'interrogatorio del 18enne pirata della strada denunciato dai propri genitori dopo l'incidente nel quale ha perso la vita un turista sloveno ieri mattina ad Eraclea. Il giovane ai carabinieri ha detto soltanto di avere sentito un urto, ma di non ricordare nulla. Sentiamo. Quando ha visto i genitori tornare a casa insieme ai carabinieri è scoppiato in lacrime. È stato un lungo momento di tensione ieri attorno all'alba, quando Alberto Cian, 18enne di Eraclea, ha capito che papà e mamma ormai avevano scoperto tutto.
Agli arresti da ieri per la fuga dopo l'investimento mortale del turista sloveno, 75enne, in vacanza con la famiglia. Ho sentito di aver urtato qualcosa, ma non ricordo altro. L'unica frase che il giovane avrebbe pronunciato poi davanti agli investigatori prima di essere portato in carcere a Venezia con l'accusa di omicidio stradale e guida in stato di alterazione psicofisica. Oggi la PM Elisabetta Spigarelli ha chiesto la convalida del fermo per il 18enne. L'interrogatorio dovrebbe svolgersi domani. Alberto Chen, dopo aver travolto il ciclista straniero lungo questo cavalcavia di via Colombo, ieri tra le 5 e le 6 del mattino è rientrato a casa svegliando i genitori per dire loro che aveva avuto un piccolo incidente. Insospettiti, papà e mamma hanno percorso a ritroso il tragitto appena fatto dal figlio, scoprendo la gravità di quanto avvenuto. E così lo hanno denunciato ai carabinieri già sul posto. Forse Alberto è tornato a casa per lo shock o magari per un'amnesia, ha detto la sorella, che racconta di un Alberto con lo sguardo perso nel vuoto. L'ho sentito parlare con papà e mamma e sembrava che non ricordasse niente, aggiunge. Siamo dispiaciuti per la famiglia di Egon Kaze, capiamo il dolore, speriamo possano trovare pace. Ed ancora cronaca con la notizia di un caso di meningite nel padovano a Montegrotto. Una 19enne pallavolista è stata ricoverata ieri e da questa mattina è in rianimazione. Sentiamo. Meningite a 19 anni, il caso è stato segnalato ieri in serata dalla rianimazione dell'azienda ospedaliera al servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea. La ragazza aveva accusato i primi sintomi martedì nel pomeriggio, ricoverata d'urgenza al reparto malattie infettive. La diagnosi è arrivata in serata. Si tratta di un caso isolato di meningite da meningococco il cui ceppo è in via di definizione, ma la terapia non cambia, antibiotico e profilassi d'urgenza per amici e familiari. La ragazza, molto attiva nel settore del volontariato e nello sport, è entrata in pronto soccorso con sintomi già evidenti, ora è in rianimazione. In giornata sono state rintracciate tutte le persone che possono essere state a contatto con la giovane, oltre ai familiari, anche i compagni di classe e le compagne di pallavolo della squadra in cui la giovane gioca, i ragazzi e gli animatori che frequenta. Il sindaco di Montegrotto ha già rilasciato le prime dichiarazioni sottolineando che il comune non è a rischio epidemia e che si tratta di un caso isolato e la ragazza probabilmente è una portatrice sana. Al momento non è ancora dato sapere se la 19enne fosse o meno vaccinata, ma dal servizio Igiene e Salute Pubblica fanno sapere che nonostante il ceppo potrà essere identificato solo in serata, si tratta di una meningite da meningococco prevenibile soltanto con la vaccinazione. Gli ultimi 2 casi di meningite erano stati riscontrati ad aprile in 2 bambini di 11 e 13 anni trasferiti a Padova da San Donato. E restiamo nel padovano perché rischiava di finire in tragedia la violenta lite scoppiata in un panificio industriale di Maserà. Il padre, al termine di una violenta lite con al centro una questione di soldi, ha accoltellato il figlio e colpito anche la nuora che cercava di dividerli. Stavano litigando per la gestione dei soldi e forse per le spese eccessive del padre degli ultimi tempi. Non ci ha visto più Gianni Sartorato, 76 anni, vedovo. Con il figlio gestisce questo panificio industriale a Maserà. Si era presentato in azienda con 2 coltelli da cucina, li ha estratti e aggredito prima il figlio Simone, 40 anni, poi la nuora di 37. Un fendente tra l'addome e il torace per il figlio, ferite al braccio per la donna che cercava di dividerli sotto gli occhi dei dipendenti atterriti. Poi l'anziano si è messo in auto e cercato di allontanarsi, bloccato poco lontano dall'azienda dall'arrivo dei carabinieri della compagnia di Abano Terme che stanno conducendo le indagini. Gianni Sartorato è stato bloccato e fermato con l'accusa di tentato omicidio. Figlio e nuora invece sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Padova. Entrambi non correrebbero pericolo di vita, anche se sono più gravi le ferite del figlio soccorso in codice rosso. Una famiglia molto conosciuta a Maserà, che oltre a gestire l'azienda che produce pani e dolci a livello industriale, è proprietaria di un panificio a Padova. Schianto mortale nella notte a Bassano del Grappa, lungo Viale Vicenza. A perdere la vita Manuel Grosselle, 35 anni, residente a Rosà. Il motociclista attorno alle 23 stava percorrendo la strada verso Marostica a bordo della propria Harley Davidson. Arrivato ad una semicurva per cause in fase di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Subito sono scattati i soccorsi e sul luogo dell'incidente è arrivata l'ambulanza del SUEM. Il personale medico sanitario però purtroppo non ha potuto fare nulla. Il 35enne era già morto. Polizia stradale e vigili del fuoco stanno ora ricostruendo la dinamica dello schianto.
Andiamo ora a Treviso perché quella di oggi è la serata d'avvio della manifestazione musicale, l'Home Festival nell'area della Dogana, a Treviso appunto. Da giovedì a domenica l'area sarà completamente blindata per le recenti misure antiterrorismo, blocchi e transenne in ogni accesso, con residenti e commercianti divisi tra chi sopporta e chi protesta. Vediamo. Finora bene, stasera non si sa, stasera che comincia non si sa cosa succede. Inizia l'Home Festival e ai timori per il caos in tutto il quartiere di San Giuseppe quest'anno si somma l'allerta terrorismo. Se lungo lo stradone per la Dogana i cubi di cemento verranno posizionati sostanzialmente all'ultimo, in via Canevare, altro varco d'accesso alla manifestazione, già questa mattina il transito ai veicoli era bloccato all'altezza delle ultime attività commerciali. Più in là uno dei parcheggi attorno all'aeroporto era un via vai continuo di carri attrezzi per lo sgombero delle auto, quasi tutti di persone che hanno preso un volo e che al ritorno troveranno la certamente poco gradita sorpresa. Del resto da giorni tutta la zona è letteralmente tappezzata di cartelli di divieto di sosta, anche se per chi ci vive non c'è la sensazione di assedio. Voi abitate qua, cosa pensate dell'Home Festival? È una manifestazione, diciamo, che porta turismo e porta benessere alla cittadinanza, il disagio è minimo. Chi ci lavora attorno invece si divide tra chi dopo aver protestato l'anno scorso è stato avvisato di chiusure e deviazioni, chi invece è stato lasciato all'oscuro di tutto. Il nostro locale continua a lavorare sempre, stiamo lavorando regolarmente, normalmente, attendendo nelle prossime ore quello che si vedrà. Chiudono. Ecco, allora diamo subito la linea ai nostri inviati al Lido di Venezia perché è arrivato proprio in questo momento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, in questo momento. Ecco, lo vedete in questo momento dalle nostre immagini, appena sbarcato all'imbarcadero, accompagnato chiaramente da tutto il personale di sicurezza del Quirinale. È arrivato in questo momento all'imbarcadero del Casino di Venezia il Presidente Sergio Mattarella, che è atteso e che è arrivato, dobbiamo dire, anche con una puntualità estrema al Palazzo del Cinema. Si sta avviando lungo questo percorso che costeggia lateralmente il Palazzo del Cinema, entrerà, come abbiamo detto, da un ingresso laterale, non percorrerà, non calcherà il red carpet, dove noi adesso ci spostiamo per andare a vedere, a sentire gli umori della gente. Abbiamo chiesto al Presidente se la cultura è il motore che salva l'Italia, ma il Presidente, come già siamo abituati, è scappato via, non ha risposto. Noi crediamo che sia proprio in questo momento la cultura, il momento che unisce e riunisce tutti e che finalmente dà un attimo di serenità e di tranquillità, nonostante gli attentati terroristici che hanno sconvolto, hanno sconvolto il cuore dell'Europa, Barcellona, con la morte anche del povero Luca Russo. Quell'attentato ha provocato evidentemente il rafforzamento delle misure di sicurezza e vi abbiamo fatto vedere che cos'è il Lido e nei giorni scorsi anche che cosa è diventata la porta d'ingresso della città lagunare, con la predisposizione e l'installazione di New Jersey. Qui lungo la strada che porta al Palazzo del Cinema c'è uno zig-zag da percorrere tra camionette di polizia e carabinieri, tutti in tenuta antisommossa. E però tra pochissimo il via alla 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema, con la proiezione di Downsizing, il film con Matt Damon, e noi adesso ci spostiamo di là, ci rivedremo credo tra pochissimo nell'edizione di Venezia e cercheremo anche di sentire i tantissimi appassionati che da questa mattina si accalcano alle transenne del red carpet per poter fotografare i beniamini. Ti restituisco la linea, Marta, tra poco. Grazie Tiziana. Allora più tardi nel TG di Venezia noi intanto proseguiamo con la cronaca, restiamo ancora a Venezia perché c'è da segnalare un nuovo caso di furti nei bagagli all'aeroporto Marco Polo. Sentiamo. La Polizia di Frontiera e i Carabinieri della stazione di Tessera hanno collaborato all'indagine che ha portato alla denuncia di un dipendente di una società di gestione dei bagagli in servizio all'aeroporto Marco Polo, accusato di ripetuti furti ai danni dei viaggiatori.
Il 45enne di Marcon si trovava nella posizione ideale per appropriarsi indebitamente degli oggetti di valore dei passeggeri. Aveva infatti il compito di riporre nella stiva degli aerei i bagagli a mano che non venivano accettati al check-in perché troppo larghi o troppo pesanti. A far partire le indagini la denuncia presentata da un padovano. Poliziotti e carabinieri hanno pazientemente visionato decine di filmati delle telecamere di sorveglianza interne all'aeroporto, fino a individuare il responsabile. Una perquisizione in casa sua ha portato al ritrovamento di molta altra refurtiva, soprattutto occhiali da sole raccolti nel tempo dal 45enne. Allarme antrace questa mattina al municipio di Cesio Maggiore nel Bellunese. L'onorevole pentastellato Federico D'Inca fa sapere che mentre era a colloquio con il sindaco Claudio Zanella all'apertura di una busta di corrispondenza indirizzata al comune, il primo cittadino ha trovato una sospetta polvere bianca. È scattato così come da protocollo l'allarme con l'intervento immediato dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Sopralluogo naturalmente per analizzare la polvere sospetta e mettere in sicurezza i dipendenti. Ed ora un'altra notizia che ci arriva dal Bellunese, che sta suscitando parecchie polemiche in rete, è quella delle critiche alla cameriera di colore postate da un utente di un ristorante su TripAdvisor. Dopo aver rivisto la nostra recensione iniziale siamo giunti alla conclusione che la recensione non era conforme alle nostre linee guida ed è stata quindi rimossa. Così appunto il portale TripAdvisor è tornato sulla propria posizione rispetto alla vicenda della cameriera di colore in abito tipico ampezzano. La recensione quindi è stata rimossa. Tutto era partito da un post di un cliente di La Spezia che dopo aver cenato nel ristorante aveva scritto un posto incantevole, ma sinceramente non ho apprezzato che a servire con un costume ampezzano fosse una persona di colore. Recensione che era stata appunto stigmatizzata dai gestori del locale, che avevano sottolineato immediatamente il pregiudizio e l'incitamento all'odio razziale che vi erano contenuti. Ed ora la pagina dell'economia. Partner di una mostra straordinaria a Venezia, l'istituto bancario Friuladria presenta i dati dei primi 6 mesi del 2017, i migliori degli ultimi 10 anni, ed annuncia anche nuove assunzioni. Sentiamo. Quello che pochi sanno forse è che il grande artista inglese David Hockney ama la tecnologia e la sua età ancora sperimenta utilizzando addirittura l'iPad come una tela. Sarà forse anche per questo che Friuladria ha scelto la sua curiosità del futuro per allestire nella sede di Capesaro a Venezia una mostra 82 ritratti e una natura morta nell'occasione della presentazione dei dati dei primi 6 mesi dell'istituto. Riteniamo importante far capire a tutti che la cultura è un investimento a lungo termine ed è un modo per interpretare il nostro modo di fare banca, investire nel lungo termine della comunità e delle imprese. 60 nuovi clienti ogni giorno, 36 veneti e 24 del Friuli Venezia Giulia. Il 60% degli impiegati proviene però dalla nostra regione, segno che il baricentro del cuore pulsante ed economico resta in Veneto, con l'acquisizione inevitabile di molti clienti ex popolari in crisi. Lo conferma l'investimento nel nuovo sportello veronese. Continueremo a fare investimenti e a crescere come riteniamo di fare. Faremo assunzioni come abbiamo fatto nei primi 6 mesi, quindi insomma un percorso virtuoso che ci caratterizza negli ultimi anni e che vogliamo continuare, come se nulla fosse successo dal 2008 ad oggi. La migliore semestrale degli ultimi 10 anni, con crediti erogati per 3 milioni ogni giorno, 2 alle aziende e 1 ai privati. Per noi essere vicini al territorio vuol dire fare banca col nostro modello federale, quindi noi rivendichiamo questa originalità del modello del Crédit Agricole, che è quello di essere presenti nel territorio, essendo vicini ai piccoli quando ci interagiamo con i piccoli, ma mettendo a disposizione operatori e nel nostro gruppo anche imprese di tipo internazionale quando dobbiamo sostenere imprese internazionali. 2 venete, una trevigiana ed una veneziana sono entrate nella rosa delle 30 bellissime che si sfideranno il 9 settembre a Jesolo nella finalissima di Miss Italia. Vediamo. Linda
Linda e Anna sono due le bellezze che rappresenteranno il Veneto alla finale di Miss Italia il 9 settembre al Pala Arex di Jesolo. 18 anni, studentessa di Mogliano, 1,70 m, occhi azzurri e lunghi capelli biondi. Studentessa Linda Pani frequenta l'ultimo anno del liceo linguistico e sogna un futuro in TV o al cinema. La danza classica e moderna sono la sua passione, ma tra i suoi hobby, oltre alla lettura e alla musica, c'è anche da buona trevigiana la cucina tradizionale. 2 settimane fa, durante la finale regionale, ha già vinto il titolo di Miss Cinema Veneto. A contendersi lo scettro di più bella d'Italia c'è anche Anna Bardi, 20 anni, di Spinea, 1,80 m, di statuaria bellezza, occhi azzurri, capelli biondi, diplomata al liceo artistico, studia archeologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, lavora come indossatrice, ha la passione per la lettura e la pittura, crea bracciali e ricami con perline. Anche lei spera, come tante altre Miss, che il concorso le apra le porte per una carriera nel mondo del cinema o della televisione. Il 9 settembre si saprà chi salirà sui gradini più alti del podio di Miss Italia. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con la nostra prima serata subito dopo i TG, torna 20:10, ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera l'onorevole 5 Stelle Federico D'Inca e Andrea Ferrazzi del Partito Democratico di Venezia. È tutto dunque, ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Buona serata. Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua estate è annuale Venezia. Anticiclone Polifemo indebolito da correnti instabili atlantiche, sarà buono al mattino ma poi arrivano i primi temporali e un clima anche più fresco. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibile qualche temporale sui monti del Vicentino. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere comprese tra i 27 e i 33 gradi, i valori notturni attesi tra 17 e 21 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui avremo bel tempo, ampio soleggiamento e un clima piacevolmente estivo, ma sarà ahimè per l'ultima volta. Temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi, valori notturni previsti sui 18-19 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo peggiora sull'Alto Adige con temporali sparsi, soprattutto sui confini alpini, locali rovesci anche sul Trentino. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 32 e i 34 gradi, minime sui 18-19 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da sud-est. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Acqua estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua estate è annuale Venezia.